Questa è un'azienda a conduzione familiare composta da 3 fratelli più mio padre e una superficie lavorata di 135 ettari circa, di cui 80 a vigneto, una ventina fatti di barbatellaio e un 30 ettari composti da selvatico e piante madri porta innesto. Ci troviamo nella zona di San Giorgio della Richinvelda, dove ha sede l'azienda, che però si allarga in tutta la regione, un po' partendo da Maniago fino ad arrivare a Fraforiano di Varmo. L'azienda è nata 70 anni fa con mio nonno, da lì poi si è tramandata a mio padre, da mio padre è continuata chiaramente fino a noi che adesso abbiamo preso in mano l'azienda ampliandola di un bel po' e spostandola in diverse lavorazioni e culture, insomma. Nei vigneti i trattamenti vengono fatti con macchine a recupero, mentre nel barbatellaio con delle maniche d'aria che quindi rispettano di più l'ambiente e abbassando le buffer zone il minimo possibile. Con questo tipo di lavorazione che andiamo a fare anche cerchiamo di avere dei macchinari sempre più all'avanguardia e sempre più moderni, in maniera di riuscire a fare il lavoro bene e dello stesso tempo portare il prodotto in cantina nel migliore dei modi. Nel nostro lavoro possiamo avere delle difficoltà che sono legate comunque all'utilizzo dei prodotti dei fitosanitari, dove comunque il circolo ci dà una grossa mano perché con i loro tecnici ci seguono quotidianamente sul campo. In base a quello che troviamo andiamo ad effettuare dei trattamenti solo in base alle necessità, cioè se ci sono delle correzioni a livello di concimazioni solo quelle che servono, e allo stesso punto cerchiamo di utilizzare delle linee di trattamenti, quelli necessari, e non andare a forzare le cose per non intaccare appunto l'ambiente. La nostra azienda lavoro è stata una delle prime ad iniziare un'attività di terzismo con vendemmiatrici meccaniche, dove andiamo a servire e dare una mano a tutti i soci della cantina di Rauscedo, del quale faccio parte del consiglio di amministrazione. Sono tutte cooperative della nostra zona e del nostro luogo che stanno lavorando molto bene, con le quali anche noi riusciamo ad avere un bellissimo rapporto di lavoro e degli ottimi risultati alla fine dell'anno, che sono quelli che servono e contano sempre.